naturalmente a tutti voi in questa prima puntata del mese di agosto, oggi giorno 5, martedì, per l'occasione, anche per quello che sarà mese di agosto, con la nostra programmazione che prevede la mezz'ora di calcio parlando in questa fascia oraria 14:30. Naturalmente potete chiamarci 0266203529 per le telefonate in diretta, 346 6427 756 e invece il numero da comporre per i vostri sms. Buon pomeriggio naturalmente anche a Daniele Amadasi. Ciao Daniele. Ciao Adriano, a te e a tutti i nostri grandi ascoltatori. Per cui il calciomercato, che naturalmente è in prima linea per quel che riguarda la puntata odierna, per quel che di fatto è nell'estate, nel mese di agosto, ed è assolutamente un periodo in cui diciamo pure che i colpi di mercato a raffica possono cadenzare queste settimane. Naturalmente intanto è quello dell'Inter, nella fattispecie in questi giorni Osvaldo, che sbarca a Milano e ha già preso contatto con la sua nuova squadra. Osvaldo arriva dal Southampton, per lui naturalmente è un ritorno in Italia. Atalanta, Roma, Juventus, Fiorentina, chiaramente Osvaldo le ha provate un po' tutte. Adesso l'Inter per l'attaccante italo-argentino, 28 anni, che l'anno scorso nella Juve non ha dato grosse risposte, ha giocato con i bianconeri nel girone di ritorno. Adesso l'Inter con Mazzarri, che lo ha voluto di fatto da subito. Mazzarri lo voleva anche al Napoli negli anni precedenti, Osvaldo. Sì, direi che l'avevamo anche anticipato. In caso nerazzurro si puntava un attaccante, bisognava capire se era un discorso low cost oppure magari un esborso finanziario. È stato un investimento low cost, un Osvaldo che l'anno scorso è arrivato in prestito a gennaio alla Juventus e ha realizzato soltanto una rete, poi è stata una rete pesantissima perché è stata la vittoria di Roma che ha portato poi la Juventus verso il record europeo di punti. L'Inter è riuscito a prendere Osvaldo e soprattutto è un colpo a livello economico direi anche buono, perché in caso di riscatto l'ex attaccante anche di Fiorentina, Roma e Southampton verrà pagato 7 milioni di euro, considerando che quest'anno la stessa formazione inglese per dare alla Juventus ne chiedeva 18 giugno. E poi l'Inter ha messo a segno anche quello che vedremo, se sarà o meno un colpo. Adesso è la pista importante del centrocampista cileno della nazionale anche sudamericana Gary Medel, che arriva dal Cardiff. Non è di sicuro una formazione blasonata della massima serie inglese, però è un calciatore che potrebbe far bene e soprattutto potrebbe servire in casa nerazzurra. Quindi l'Inter per adesso ha verosimilmente chiuso la propria campagna acquisti in fase di ingresso, si attende probabilmente magari un altro colpo e vedremo se questo colpo potrebbe essere Jonathan Bianveni, che da Parma di fatto vorrebbe tornare all'Inter. Il Parma chiede 5 milioni di euro, vedremo se la dirigenza nerazzurra riuscirà anche a prendere Bianveni. Per il resto l'Inter a questo punto deve cercare di scolpire un po' la rosa, soprattutto è riuscito a dare le idee al Southampton, adesso bisogna vedere che fine farà Schelotto e soprattutto anche un Campagnaro che l'anno scorso per i primi mesi era stato uno dei principali giocatori migliori dell'Inter di Mazzarri, invece adesso è stato messo alla porta, quindi prima doveva andare al Genoa, adesso si parla di Roma, vedremo cosa succederà. Certo è che l'Inter comunque sta operando sul mercato, direi che le operazioni dell'Inter fanno comunque da riflesso contraltare alle non operazioni di casa rossonera. Dopo gli impegni nella tournée americana, di fatto non esce con le migliori delle indicazioni. Anche per quel che abbiamo visto sono stati 5 i gol incassati dalla Manchester City, 2 dal Liverpool, 3 ancora prima dall'Olympiacos. In tutto fanno 10 gol subiti dal Milan di Inzaghi, uno solo, quello realizzato appunto agli inglesi del Manchester City. Invece non si ferma anche qui, anche se poi parliamo di operazioni in divenire per quel che riguarda il Milan. Daniele, sicuramente c'è stato un nome
in entrata quello di Armero, che dovrebbe essere preludio alla partenza di Constati, tutto per una fascia a sinistra che il Milan vuole andare a puntellare. Sì, è un Milan che hai detto giustamente bene te, per adesso ha fatto soltanto 3 gare, 3 figuracce, 10 reti subite in America, e soprattutto diciamo la migliore sconfitta è stato lo 0-2 contro il Liverpool. Adesso il Milan dovrà giocare ancora una gara in Nord America affrontando il Chivas Guadalajara, che è una formazione messicana. Quantomeno direi che anche per il morale sarebbe il caso di non perdere questa gara. Poi vedremo che cosa riuscirà a fare il Milan. Purtroppo sta diventando un po' la barzelletta estiva di una formazione rossonera che dalle cessioni non è riuscito a guadagnare un soldo, anzi per giunta li ha spesi, perché a metà dell'ingaggio di Nocerino viene pagato dalla società rossonera, anche a metà dell'ingaggio poi che viene fatto anche con Matri al Genoa viene pagato sempre per metà parte dal club ex di Viaturati, che saranno anche cambiato sede, per cui vedremo cosa riusciranno a fare. Probabilmente bisognerà vedere delle partenze, quelle di Robinho, di Etienne, di molti giocatori che oramai in tag non vuole più vedere. L'idea è Cerci, però ripetiamo, la formazione del Torino per adesso Cerci vuole qualcosa come 18-20 milioni di euro. Milan non ha veramente un euro da spendere per questo mercato, perché di fatto Robinho, e quindi pensate che è un prezzo gratuito, anzi possiamo regalare il cartellino di Robinho, potrebbe servire perché andrebbe a pagare di fatto a risparmiare i soldi dello stipendio per video, questi andrebbe a fare il mercato, per cui purtroppo la situazione di casa rossonera è, abbiamo detto, al limite della barzelletta estiva, però è questa. Vediamo che cosa succederà. Milan deve riuscire a piazzare in uscita qualche giocatore cercando di risparmiare, poi vedremo che cosa fare per il 4-3-3 che vuole riproporre i saldi, per questo grossi problemi in fase difensiva e soprattutto in fase offensiva. Io penso che se il migliore di casa rossonera è Balotelli, che fa 13-14 gol all'anno, di cui magari 4-5 sul rigore, purtroppo anche quest'anno il Milan farà poca strada in campionato. Da Sport Mediaset si dice questo: per quanto riguarda il Milan c'è un interesse a quanto pare per il portiere del Genoa, Perin. Certo che per ricollegarci a quello che dicevi tu è molto alta la valutazione, si parla di 10 milioni in questo senso, assolutamente fuori portata, ancor più perché parliamo di un portiere. Sì, bravissimo, hai toccato anche un tasto abbastanza particolare in casa rossonera, perché Milan in porta pensava del proprio futuro a Gabri, che però di fatto è rimasto sempre il terzo portiere. Abbiati ha firmato il rinnovo annuale ed è arrivato a Gatti praticamente a costo zero, perché l'ex portiere del Cagliari poi era andato via a metà stagione, era passato il Chievo Verona e poi era finito al Milan, e quindi anche alla luce di quanto visto il Milan era alla ricerca di un portiere, per cui vedremo se adesso riuscirà a trovarlo con Perino. La soluzione di questo potrebbe essere l'uomo ideale in casa rossonera, un 4-3-3 sul carto dovrebbe vedere come centravanti Balotelli e poi 2 esterni di livello, uno è Sharabi, l'altro dovrebbe essere Cerci, però invece come esterno abbiamo Benetto, però ribadisco, Balotelli abbiamo visto un calciatore che comunque secondo me non è proprio una punta centrale, per cui anche in mezzo nel 4-3 non sarebbe l'ideale, però assurdo servirebbe Sabatini perché farebbe salire la squadra. Però la scelta di casa rossonera è stata quella di non vendere Balotelli oppure di non poterlo vendere, forse magari è la cosa più veritiera, perché vedremo a Milan cosa riuscirà a fare. Di sicuro l'arrivo di Perin potrebbe mettere un buon portiere, anche se però vorrei poi bene capire le cifre con cui le geni preziosi riuscirebbero a cedere Perin, alla luce poi del fatto che il Genoa comunque si troverebbe senza proprio numero 1. Intanto andiamo con la rassegna stampa, i quotidiani sportivi. In edicola quest'oggi c'è la Gazzetta dello Sport che apre con l'Inter top Kovacic, l'intervista. Tuir lo ha eletto stella della nuova Inter, il croato risponde così: amo gli assist, ma per essere completo devo segnare 10 gol a stagione, talento indiscusso, però ancora 0 reti in nerazzurro, meglio interno che trequartista. Dice Kovacic: posso entrare nel vivo del gioco e accelerare di più. Sulla Juve dice: senza Conte ha qualcosa in meno. Lo sbarco di Osvaldo, voglio tutto, queste le prime parole dell'attaccante
ex ormai Southampton. E poi in taglio alto, pazzo di Balo, Mario e io possiamo convivere, i tifosi il 31 ci vedranno diversi, questo dice Giampaolo Pazzini. Poi Milan, ciao Constant, al suo posto è pronto il colombiano Armero. Juventus, festa e cori per i campioni in Indonesia, tournée dei bianconeri, tra l'altro di fatto a casa di Eric Toira a Giacarta. Poi la Roma, Nainggolan insulta un tifoso con un tweet. Calciomercato, colpo del Verona, ecco Marquez, Kaiser messicano. Lega Pro anni 70 e su Tavecchio almeno 20 no. Andiamo poi a vedere quello che è la composizione dei gironi del campionato di Lega Pro che si è stabilita ieri sera. Corriere dello Sport, Osvaldo e Medel che Inter, Daniel già a Milano, il cileno in arrivo, show dell'attaccante, sono qui per vincere e per tornare in azzurro, preso anche il mediano. Juve in Asia con l'idea Chicharito, Hernandez naturalmente. Roma destro, contratto per rimanere. Colpo del Verona, ecco Marquez per la difesa. E Lotito fa litigare anche la Lega Pro. Intanto il caos federale, rifiuta il girone del Sud per la sua Salernitana. Bufera. Amsic dice Napoli voglio tutto, intervista esclusiva Champions e Scudetto, noi ci siamo. E poi ancora grande festa per il Cagliari di Zeman, poi la curiosità tifoso regala 25 milioni all'Hamburgo, Berami tra gli acquisti, questa è la particolarità. Chiudiamo con Tutto Sport, Vidal segreto, vi svegliamo il piano della Juve per riportare il cileno al top della forma, Allegri pronto a consegnargli le chiavi della squadra. Parla Morata, qui sono felice, posso recuperare in poco più di un mese. Mercato, Nastasi, Celavezzi, le piste più calde. Il taglio laterale, Inter Medel è fatta, Osvaldo arriva e sfida la Juve. Marquez Verona, poi no per Campbell, Milan ora Pandev, Genoa Juanfran sì, Sampdoria Campagnaro, mentre Bascia al Catania. L'Olanda chiede la Moviola in campo, nel frattempo proposta alla FIFA un monitor allo stadio consultabile dall'arbitro come nel rugby e un falco stile tennis di fatto. Poi Guardiola libro shock, tiki taka lo odiavo, dice poi ancora Cairo e l'offerta Toro, Cerci inizia a pensarci. Questa è la panoramica sui quotidiani di oggi. Intanto Daniele, notizia che arriva per quanto riguarda il mercato in questi minuti, perché proprio per il Genoa ci sono di fatto le mani del club rossoblu su Piniglia, che peraltro ha fatto anche un ottimo mondiale con il Cile. Sì, direi che anche la formazione genuana in questo caso ha fatto un colpo, come potrebbe essere quello dell'Hellas Verona, che è andato a prendere il messicano Marquez per la difesa. Poi vedremo quali saranno magari gli ultimi colpi delle prossime ore. La Lazio che sta puntando Kabul del Tottenham, il Napoli Fellaini del Manchester United, ha parlato prima della Juventus. La Juventus ha nel mirino un attaccante, vedremo se sarà Hernandez o Lavezzi, e soprattutto per la difesa si sta puntando a Nastasi. Una Juventus che è arrivata a Giacarta, tanti sono chiesti perché la formazione bianconera è andata a fare una tournée sudamericana. Basta sapere che i bianconeri hanno preso 5 milioni di euro per stare 15 giorni praticamente in Asia, e quindi per fare poi 3 gare, quindi questo è anche il motivo. Poi fra i vari titoli che hai dato prima si è parlato anche di mercato di Serie B, quindi abbiamo segnalato alcuni colpi che sono stati anche fatti, e soprattutto poi in considerazione a livello di Lega Pro che ieri sono stati ufficializzati i gironi del nuovo campionato, che dopo 36 anni trova praticamente un'unica serie, Lega Pro unica, 3 gironi da 20 squadre suddivisi a livello orizzontale, per cui troviamo nel girone A ad esempio c'è una prevalenza di 11 squadre su 20, quindi il 55% sono lombarde, così ad esempio il girone centro italico è composto da 14 formazioni su 20 da Toscana e formazione dell'Emilia Romagna, mentre a livello di girone meridionale direi che il 50% è composto da formazioni campane e lucane, per cui si è pensato, direi anche in maniera ideale, ad abbattere i costi. Logicamente forse la formazione che avrà più costi di tutte le trasferte è la Torres, che è stata inserita la formazione sarda nel
girone nord, ma soprattutto per il semplice fatto perché ci sono tutti gli aeroporti, per cui questo anche da dire. Soprattutto poi direi che il giorno in cui si è pensato anche al discorso della composizione dei gironi di Lega Pro è ritornato Adriano, direi, in auge al discorso di Tavecchio, soprattutto di cosa succederà a livello di elezione del nuovo presidente della Federcalcio, e soprattutto poi si è parlato dell'idea o meno di vedere cosa succederà del Novara, che per adesso fa parte del campionato di Lega Pro, però ricordiamo che il giorno 11 si deciderà se il campionato di Serie B rimarrà a 21 squadre oppure ritornare a essere a 22. Tra 2 giorni, giovedì 7 per la precisione, nel pomeriggio verrà in effetti svelato il calendario del campionato cadetto, quello di Serie A. Lo conosciamo, quello che si è stilato 8 giorni fa, lunedì scorso. Peraltro c'è una novità rispetto a quanto comunicato in sede di decisione su anticipi e posticipi della prima giornata, perché con quello che è l'unica partita, che doveva essere l'unica partita di domenica alle 18, domenica 31 agosto, Milan-Lazio. A San Siro invece ci sarà anche Atalanta-Verona, anticipata per motivi di ordine pubblico. Tutte le altre invece sono collocate domenica 31 agosto alle 20:45, mentre sabato sono previsti 2 anticipi. Chievo-Juventus aprirà il campionato di Serie A alle 18 di sabato, alle 20:45 invece c'è Roma-Fiorentina, il big match all'Olimpico, collocato appunto in data sabato 30 agosto ore 20:45 appunto. Intanto Marchionni e Amauri hanno risolto l'amichevole del Parma 2-0 in casa della Salernitana ieri sera allo stadio Arechi. Questo invece il quadro delle prossime partite. Ci sarà domani un triangolare a Rovetta in cui sono impegnati Atalanta, Renate e Feralpi Salò. Poi a Sestola alle 17:30 il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. Il Chievo affronterà 2 squadre domani, a Veronello, prima il Lumezzane, poi il Real Vicenza, quindi doppia amichevole. Il Cagliari invece affronterà l'Apollon Limassol, formazione cipriota ad Oristano. Si giocherà la partita. C'è un interessantissimo Napoli-Barcellona a Ginevra alle 20, poi il derby toscano Empoli-Lucchese, quello romagnolo tra Cesena e Forlì, poi ancora una sfida tutta ligure, anche qui a Chiavari ci sarà Entella-Sampdoria, e poi Juventus e Milan, perché i bianconeri affronteranno la rappresentativa locale di Giacarta alle ore 15, mentre il Milan giocherà nella notte contro il Chivas a Houston alle 3 del mattino, di fatto tra giovedì e venerdì, quindi del 7 agosto già. Mentre l'8 venerdì ci sarà Lazio-Amburgo, si gioca a Lubecca alle ore 18:45. Giovedì parte anche la Coppa Italia di Lega Pro, ma con tra l'altro gironi stabiliti ieri e subito di fatto in campo 3 giorni dopo. Ma come ricordavamo prima, come anticipato, anche i 3 gironi della Lega Pro del campionato, la regular season, sono stati stilati ieri con il gruppo A, che oltre ad avere 11 squadre lombarde, di fatto ne ha 15 considerando anche quelle venete, quindi un girone molto lombardo-veneto, quello che poteva essere sicuramente nelle previsioni. Pensiamo solo a Padova, Porto Tolle e Virtus Verona, che l'anno scorso sono retrocesse. Il Padova addirittura è fallito. Ecco, ci fossero state queste 3 squadre, anche sarebbero state 18 in tutto quelle diciamo lombardo-venete, 18 su 20 non male, ma neanche così 15 su 20 decisamente. Albino Leffe, Alessandria, Bassano, Como, Cremonese, Feralpi Salò, Giana, Lumezzane, Mantova, Monza, Novara, Pavia, Pordenone, Pro Patria, Real Vicenza, Renate, Sud Tirol, Torres, Venezia e Vicenza. Queste le 20 squadre che comporranno il girone A della Lega Pro. Ricordiamo tutto un campionato unico, di fatto un abbattimento della doppia categoria. Nel gruppo B, quello del centro Italia, invece troviamo Ancona, Ascoli, Carrarese, Forlì, Grosseto, Gubbio, L'Aquila, Lucchese, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Prato, Propiacenza, Reggiana, San Marino, Sant'Arcangelo, Savona, Spal,
Teramo e Tuttocuoio, questo nel gruppo B, mentre l'ultimo, il gruppo meridionale, gruppo C, così denominato Aversa Normanna, Barletta, Benevento, Casertana, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Ischia, Juve Stabia, Lecce, Lupa, Roma, Martina Franca, Matera, Melfi, Messina, Paganese, Regina, Salernitana, Savoia e Vigor Lamezia. Questo si è deciso, Daniele, in attesa naturalmente di vedere, come dicevi tu, se il Novara potrà vedere accolto il proprio ricorso per partecipare al prossimo campionato di Serie B. In quel caso sarebbe però anche da mettere in conto una rivoluzione, perché i gironi di Lega Pro sono stati appena stilati. Assolutamente, logicamente nel caso del ripescaggio del Novara in Serie B bisognerebbe anche poi andare a pescare una trasformazione dalla Serie D in Lega Pro. Vedremo cosa succederà, anche se secondo me sono quasi convinto che il Novara rimarrà in Lega Pro e quindi il campionato di Serie B verrà giocato a 21 squadre. Prima di concludere, Adriano, va anche detto che c'è stato un infortunio abbastanza pesante in casa Sassuolo, Pegolo, frattura della tibia, per cui auguriamo al portiere della formazione emiliana di guarire presto, ma soprattutto questo comporterà un nuovo acquisto a livello di portieri da parte della formazione del Sassuolo. Poi hai parlato di Lega Pro e quindi diamo anche magari alcuni colpi, di sicuro fatti quelli dall'Ancona con l'ingaggio di Papponi, ex giocatore del Bologna, quindi della Serie A, dopo la Serie B adesso è passato in Lega Pro. La Salernitana è vicinissima all'acquisto di Sforzini, la stessa Ancona sta trattando Scemantone, ex Lecce. Poi c'è il Vicenza che ha ufficializzato l'acquisto di Matteo Gerbaudo, 19enne giocatore promettente proveniente dalla primavera della Juventus. Sì, questi principali colpi, naturalmente anche un asse particolare tra Chievo e Lumezzane, di fatto Bresciani società satellite di quella giallo-blu. Molti stanno arrivando in prestito di giocatori. La Provercelli invece dovrebbe chiudere a breve per Colì, ex Cittadella, si è liberato a parametro zero. Provercelli naturalmente neopromossa nel campionato cadetto dopo aver vinto lo spareggio in finale playoff contro il Sud Tirol. Queste le principali novità. Periodo naturalmente di amichevoli, come vi abbiamo detto, periodo anche di Europa League, però, perché il Torino ha vinto la gara di andata in Svezia per 3-0, ha ipotecato di fatto il passaggio del turno contro il Broma, poi Carna, che sarà ovviamente all'Olimpico giovedì per la sfida di ritorno, ma ormai è una formalità di fatto per la squadra di Ventura in Europa League, che a breve vedrà anche l'esordio dell'Inter. Si tratterà del terzo turno, bisognerà andare poi al 21 agosto per l'ingresso in scena anche della squadra di Mazzarri. Assolutamente, quindi dovrebbe essere la settimana in cui il Torino andrà a qualificarsi per i playoff di Europa League, per cui a fine agosto, oltre all'Inter, vedremo anche il Torino nell'obiettivo di qualificarsi per la fase a gironi dell'Europa League, in considerazione che se per fine agosto poi vedremo il Napoli impegnato nei playoff di Champions League, questo con l'intento, speriamo quest'anno, di avere 6 squadre italiane a partecipare proprio alla fase a gironi, 3 di Champions League e 3 di Europa League. Poi, Adriano, a livello di Lega Pro c'è anche un dato direi anche abbastanza curioso. Ho trovato questa mattina ad esempio sul Corriere dello Sport, in cui viene ufficializzato che l'Aquila, la formazione abruzzese di Lega Pro, avrà un nuovo sponsor, ed è proprio una società che è leader del settore idrotermosanitario, però di Lumezzane, per cui diciamo così anche dei capitali magari poteva essere più comodo per le RB mandare a sponsorizzare Lumezzane, invece ha deciso di andare a sponsorizzare l'Aquila. Sì, quindi anche questo naturalmente da registrare. Intanto Calcio Parlando si ferma qui, sono le 14:30. Daniele, torniamo martedì prossimo sempre alle 14 con la nostra seconda puntata agostana, appuntamento quindi al 12 di agosto, martedì prossimo. Sì, programma ridotto a livello radiofonico, ma non a livello di informazioni su internet. @ Calcio Parlando il profilo Twitter, Calcio Parlando RPL il profilo Facebook, www.calcioparlando.com il nostro sito di informazioni che quotidianamente vi tiene aggiornati su tutte le notizie di calciomercato e non solo. Grazie per averci seguito, amici sportivi di Calcio Parlando. Appuntamento fra 7 giorni. Un saluto anche in regia a Roberto Colombo. Buon proseguimento a tutti su Radio Padania. Avete ascoltato Calcio Parlando.